Telespettatori di Tele4, buongiorno, bentrovati all'edizione delle 13:20 del notiziario odierno e buona domenica a tutti. Ancora aggressioni nelle ore buie a Trieste. 2 giovani sono stati accoltellati in piazza Libertà e trasportati poi in ospedale. Gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo della polizia, indagini in corso. Sentiamo. A poche ore dalla decisione di rafforzare i controlli in piazza Garibaldi, dopo la brutale aggressione di via Foscolo, sabato sera piazza Libertà è stata teatro di un nuovo grave episodio di violenza. 2 giovani, entrambi ventenni e di origine afghana, sono stati accoltellati durante un tentativo di rapina. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei 2 ragazzi è stato avvicinato da 2 connazionali che pretendevano la consegna del cellulare. Al suo rifiuto il giovane è stato colpito con un fendente al gluteo. Un altro ragazzo, intervenuto per difenderlo, è stato a sua volta ferito tra il fianco e la schiena. Gli aggressori si sono dileguati rapidamente nella zona, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti 2 equipaggi della Polizia di Stato, insieme a 3 pattuglie della squadra volante e il personale del 118 con ambulanza automedica. Le vittime sono state trasportate d'urgenza all'ospedale di Cattinara. Il giovane è ferito al fianco in condizioni serie ma non rischia la vita. Le indagini sono affidate alla questura di Trieste, che sta analizzando i video di sorveglianza della zona e i contenuti pubblicati sui social, mentre le ricerche si estendono anche ai magazzini abbandonati del Porto Vecchio, spesso rifugio di migranti. Questo episodio si somma ai precedenti fatti di violenza tra Piazza Libertà e Porto Vecchio e segue di pochi giorni la rissa e il tentato omicidio di Piazza Garibaldi. La vicenda rilancia le preoccupazioni di chi frequenta la zona. Operai impegnati nell'area del Porto Vecchio, nel recente passato anche minacciati dai migranti accampati nell'area, pendolari e utenti dei parcheggi vicini segnalano una percezione crescente di insicurezza. I sindacati di polizia SAP, Sindacato Autonomo di Polizia del Friuli Venezia Giulia, e SIULP di Trieste intervengono distintamente per respingere le accuse rivolte alla Questura di Trieste e agli operatori dell'Ufficio Immigrazione dopo recenti episodi legati al fenomeno migratorio. Le critiche delle associazioni dell'accoglienza vengono definite strumentali e ingiustificate, mentre si ribadisce che la polizia opera in condizioni di grave carenza di organico, ma con risultati riconosciuti a livello nazionale. Entrambe le sigle sottolineano come la gestione dell'immigrazione non possa ricadere esclusivamente sulla polizia, ma richieda un approccio multidisciplinare che coinvolga enti locali, sanità e protezione civile. Viene evidenziata l'assenza di adeguati piani di accoglienza e di emergenza, anche in presenza di condizioni climatiche avverse. I sindacati denunciano anni di tagli e risorse a personale e scelte politiche che hanno rallentato soluzioni organizzative più efficienti. Al centro la difesa della professionalità degli agenti e della loro reputazione. La richiesta finale è un investimento deciso sulla sicurezza e su nuove assunzioni per rispondere alle esigenze di una comunità che richiede tutela e a 360 gradi. Vediamo ora se è pronto il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, in quello che è il consueto aggiornamento relativo alla viabilità e alle segnalazioni. Sembra ancora non sia perfezionato il collegamento, allora proseguiamo con il servizio che si occupa dell'asilo di Roiano. In attesa di capire quando sarà messa a calendario la discussione in comune del servizio educativo proprio del nuovo asilo di Roiano, la CGIL già scalda i motori, promettendo battaglia affinché il servizio rimanga interamente pubblico. Al momento la politica sta convergendo sull'opzione della gestione in appalto. Sentiamo. Manca ancora la decisione ufficiale e definitiva sulla gestione dell'asilo di Roiano. Il Consiglio Comunale sarà chiamato a trattare l'argomento in una delle prossime sedute, con una strada che tuttavia sembra segnata. Abbandonata l'idea della concessione, l'ok dovrebbe arrivare con la formula dell'appalto, scelta che non soddisfa appieno il centro-sinistra triestino, ma che viene digerita meglio rispetto alla prima opzione. Chi rimane fermamente contrario a ogni formula di privatizzazione o delega a terzi del servizio è la CGIL locale. Il servizio educativo deve rimanere pubblico, secondo il sindacato, anche per non creare quel precedente che poi diverrà regola, a partire con l'altro asilo in fase di ultimazione a San Giovanni. Quando l'argomento tornerà ad essere di attualità ci troverà pronti e pronte, perché per noi quello è proprio un passo falso, una cosa sbagliatissima fatta dal Comune. Sia la scelta precedente della concessione sessantennale, per fortuna sembra abbandonata, ma anche quello che intendono fare o che sembra che intendano fare adesso di privatizzare. Si parla di Roiano, poi verrà San Giovanni, ma poi
È una linea tracciata, quindi questa amministrazione intende pian pianino esternalizzare tutti i servizi educativi. Man mano che passeranno gli anni, il personale assunto dal comune, stando alla sigla, andrà in pensione senza fare distinzioni qualitative ma di mera contrattualistica. Con queste decisioni, dice la CGIL, si arriverà a una situazione dove la classe docente non sarà più assunta direttamente, ripiegando sempre più su personale in appalto. Per noi è proprio sbagliato e se non appena, insomma, quando questa questione tornerà in Consiglio, comunque tornerà ad essere dibattuta, noi saremo comunque pronti ad osteggiarla in tutti i modi democratici che conosciamo. Ora il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, dove ci attende l'ispettore capo Luisa Mastracchio per le questioni di giornata relative a viabilità ed eventuali segnalazioni. Buongiorno ispettore. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora guardi, per la giornata di oggi, la mattinata, i colleghi del turno smontante mi riferiscono mattinata tranquilla, non ci sono state tante chiamate e soprattutto, cosa importante, non ci sono state chiamate per presenza di ghiaccio. Raccomando comunque sempre la massima prudenza quando si vedono appunto dei tratti eventualmente con acqua stagnante, insomma, che possono creare del ghiaccio. E ancora posso dire una cosa che di ieri sera ancora c'era stata una perdita d'acqua, parlando di perdita d'acqua in via Derivo, con uno scavo urgente per l'individuazione della rottura, ma nella notte poi già ripristinato il tutto, quindi già la strada era stata riaperta nella notte e non ci sono stati neanche ieri sera o questa notte incidenti stradali e niente punto da segnalare. Per quanto riguarda la giornata odierna, è in programma oggi alle ore 17 al Pala Trieste via Flavia la partita di basket della Pallacanestro Trieste contro il Cantù per il campionato e l'apertura degli ingressi è prevista alle 15. Non sono previste presenze di tifoseria avversaria, quindi in questo senso insomma speriamo bene, tutto tranquillo, ecco, da quel punto di vista. E attualmente non abbiamo interventi in corso degni di nota, e altre cose, manifestazioni per il pomeriggio non sono previste. Detto ciò restituirei la linea, saluterei tutti. Benissimo, grazie ancora all'ispettore capo Mastracchio, una buona giornata e buon lavoro a lei e ai colleghi. Proseguiamo, il 2026 porta rincari al RC Auto in Friuli Venezia Giulia. Oltre 8.500 automobilisti subiranno l'aumento della polizza a causa di sinistri con colpa. Trieste e Gorizia tra le province più colpite, mentre Udine registra un leggero calo. Vediamo. Il 2026 si apre con un conto più salato per una parte significativa degli automobilisti del Friuli Venezia Giulia. Secondo l'osservatorio RC Auto di Facile.it, oltre 8.500 assicurati regionali che nel corso del 2025 hanno dichiarato un sinistro con colpa dovranno affrontare un peggioramento della classe di merito e di conseguenza un aumento del premio RC Auto. Nonostante ciò, la regione si colloca al terzultimo posto nella classifica nazionale per incidenza di sinistri con colpa rispetto al totale degli assicurati. A pesare sul bilancio familiare non sono però solo i casi di sinistrosità. I dati di dicembre 2025 indicano infatti che il premio medio RC Auto in Friuli Venezia Giulia ha raggiunto i 452,89 euro, in crescita dell'1,4% su base annua. L'aumento ha interessato quasi tutte le province, con l'unica eccezione di Udine, dove si è registrato un calo dell'1,6%. A livello provinciale Gorizia presenta il premio medio più elevato, mentre Udine resta l'area meno costosa. Le analisi territoriali mostrano come Trieste sia la provincia più esposta ai rincari, con la percentuale più alta di assicurati che vedranno cambiare la propria classe di merito a seguito di un incidente con colpa. Seguono Gorizia e Udine, mentre Pordenone chiude la graduatoria regionale. Emergono differenze anche nel profilo degli assicurati coinvolti. Dal punto di vista anagrafico, i più virtuosi sono i 35-44enni, mentre tra gli over 75 la percentuale raddoppia. Considerando la professione, gli impiegati risultano la categoria con la maggiore incidenza di sinistri, seguiti da forze armate e pensionati. In un contesto segnato da un calo generale della frequenza di sinistri, restano però fattori strutturali come l'aumento delle imposte sulla garanzia accessorie destinati a incidere sul costo finale delle polizze.
Diversi lavoratori delle biblioteche di Trieste, così come accade anche in altre città italiane, sono alle prese con contratti precari e part-time involontario. L'appello è stato recepito dal gruppo d'opposizione in Consiglio Comunale di Adesso Trieste, che a riguardo ha avanzato alcune soluzioni. Sentiamo. Lavoro povero e part-time involontario. Il gruppo civico di Adesso Trieste è sceso in campo recentemente per denunciare il trattamento di chi lavora nel settore delle biblioteche cittadine. Forte dell'esperienza di chi opera in questo specifico segmento, la proposta che nasce dal gruppo d'opposizione è quello di un potenziamento delle offerte e di una riorganizzazione delle mansioni, permettendo a tutti gli addetti di avere orario e paga dignitosi. E non è solo a Trieste che si verificano situazioni simili, come spiega Federica Pasini dell'associazione Mi Riconosci. Appalti e contratti con poche ore applicate sono diffusi in altre città, ma ci sono municipi come quelli di Udine e Verona che, attingendo da diversi e migliori contratti, hanno potuto migliorare le condizioni dei lavoratori. Le criticità del settore dei beni culturali a livello lavorativo sono dovute soprattutto agli appalti e a contratti poveri, part-time involontari, che non garantiscono un salario dignitoso ai lavoratori e alle lavoratrici. Però ci sono dei modi per esternalizzare questi servizi in modo tale da garantire anche la dignità lavorativa, come ad esempio è successo a Udine, dove la Giunta ha proprio deciso politicamente di far applicare il contratto di settore, che è il Federculture, in tutti gli appalti dei servizi culturali. La situazione che adesso Trieste ha recepito è poi sfociata in alcune proposte che coinvolgono la rete delle biblioteche diffuse gestite da volontari. Noi abbiamo individuato una soluzione che coniuga da un lato la dignità del lavoro, quindi garantire un salario dignitoso alla fine del mese, con il potenziamento del servizio, quindi attività aggiuntive sia all'interno delle biblioteche, che non prevedano necessariamente la relazione col pubblico, catalogazione, invio di mail per solleciti e via dicendo, ma anche e forse soprattutto l'integrazione maggiore tra le biblioteche vere e proprie e la rete delle biblioteche diffuse, che è un presidio fondamentale sul territorio, attualmente gestito esclusivamente da volontari, ai quali noi vorremmo affiancare degli operatori qualificati che permettano di organizzare attività di promozione della lettura, attività culturali. Prima di salutarci vi anticipo gli ospiti della puntata di Sveglia Trieste di domani mattina. Dopo la prima ora di rassegna stampa dalle 7 alle 8 sarà nostro ospite il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Corrado Tremul, dalle 9 alle 10 invece la segretaria regionale del Movimento 5 Stelle Elena Danielis. Ora vi lascio con un altro dei presepi che sono arrivati al nostro indirizzo, quello di Fiorella Iacuzzo. Con la visione del presepe vi auguro una buona giornata. L'informazione di Tele4 tornerà poi alle 19:30 più tardi.